Amici bellini, buongiorno, buon pomeriggio, poi dipende, magari uno se lo guarda dopo, buonasera, magari uno in nottata, dopo una giornata perché si ricomincia a lavorare, è martedì, no? E quindi magari buonanotte, può essere tutto così, abbiamo delle notizie fresche, freschissime e quindi io già ancora dormendo le commentiamo, cominciamo. Sto cambiando un po' di cose, un pochino la sigla, un pochino le grafiche, ma vediamo un pochino che cosa succede. Bisogna rinfrescarsi, non si può rimanere ancorati. Poi qualcuno dice sei cambiato, ma è chiaro, ma uno cambia, e uno cresce, si evolve e non c'è dubbio e non c'è problema. Benvenuto o benvenuta agonia, mamma mia, sì, è un'agonia. Quella che ci porta, sarà un'agonia questi 3 giorni che mancano all'Epifania, e sarà un'Epifania e sarà un'Epifani, chissà, perché potrebbe essere una nuova squadra quella che è il Napoli, che andrà a affrontare la Juventus, con qualche dubbio, perché voi lo sapete, io vi avevo detto, se il Napoli si muove il 3, non dico il 3, mi pare che la Fiorentina presenta oggi Iconè e quindi bravi loro. Non dico il 3, ma dico il 4. Io ho aspettato il 4, quindi domani deve uscire il video dove io dico l'ufficializzazione, il tweet ufficiale, così. Non credo perché per arrivare poi al tweet servono le visite mediche, ancora si parla di problemi burocratici. Ovviamente visite mediche, sto parlando sempre di Tuanzebe, visite mediche cosa significa? Che un pochino di queste polemiche che sono uscite in questi giorni, giocatore sempre infortunato eccetera eccetera, va valutato con calma. Ovviamente non è detto che il Napoli sta pigliando un giocatore rotto, aspettiamo, io non me la sento di criticare anzi l'operazione secondo me va, se si risolve in tempi brevi, perché se poi aspettiamo ancora e facciamo altre 2 partite prima che arrivi sarebbe un peccato, però questa è una ciambella e noi apprezziamo che arrivi una ciambella. Se poi la ciambella non riesce col buco è un altro paio di maniche e ti mangi questa qua e diventa una bomba al cioccolato, non lo so. Comunque Giuntoli sta facendo quello che deve fare. La notizia positiva è la negatività di Petagna di oggi e quindi lo recuperiamo e ce lo possiamo almeno portare in panchina. Ovviamente siamo in una situazione di assoluta emergenza, però si aggiunge all'emergenza del Napoli, che è assoluta, si aggiunge un affaticamento muscolare per Bonucci, che si aggiunge a quello che era la situazione Covid di Chiellini. E quindi ragazzi ci troviamo di fronte a una situazione comunque di squadre rimaneggiate. Alla Juventus tiene banco anche il caso Morata, molto accostato al Barcellona. Non si sa se questa operazione si può fare in tempi brevi, anche loro stanno aspettando, magari farà l'ultima partita proprio contro di noi e poi lo lasceranno andare. Bisognerà per loro sicuramente sostituirlo, perché la Juventus cercava una punta al di là della presenza di Morata, quindi ne servirebbero 2, ma è una situazione particolare anche per loro. Rimbalzano notizie dell'ASL, ma quella di Torino che dice non si sa, dobbiamo vedere eccetera eccetera. È una situazione molto particolare. Vi avevo anticipato che di base la Lega non sembra intenzionata a fermare la Serie A. Serie B diversa, il campionato primavera diverso, la Serie A invece deve andare avanti, perché la Serie A è lo specchio anche quello più guardato da tutto il popolo italiano, e allora tu devi anche dire, se non si blocca, cioè se stiamo puntando alle vaccinazioni, se tu non si ferma niente però tu non puoi muoverti, e se poi fermi il campionato italiano allora stai dicendo che le vaccinazioni non servono. Non si può fare così. Allora bisogna scusate, faccio un sorsetto perché alla Spalletti, insomma, questo faccio un altro sorsetto che è meglio augurante. Quindi sembra che si voglia andare avanti a tutti i costi.
io un mio commento lo faccio, visto che almeno in America e credo anche in Italia, poi sono diversi protocolli probabilmente, ma se tu ti ritrovi con la doppia vaccinazione più il booster in America, e quando invece in Italia si chiama credo Super Green Pass eccetera eccetera, sembra che tu poi non sia costretto senza sintomi alla quarantena. Allora se ci troviamo di fronte alla situazione questa qua, perché si è sviluppato in modo meno letale, che si sviluppa tantissimo, cioè nel senso gira tantissimo, io poi non sono un medico quindi non commento la scelta nello specifico, ma se così si farà, allora ragazzi, i giocatori che sono positivi senza sintomi fateli giocare, cioè non ci troviamo di fronte a questa cosa qua. Tu non puoi, non sarai più costretto a fare la quarantena se hai la doppia vaccinazione più il booster, quindi 3 vaccinazioni, e ti prendi il covid e la positività, si va avanti. Allora tu fai in modo che sia obbligatorio per tutti e andiamo avanti e ci conviviamo e il mondo continua, perché altrimenti sembra che si ferma, qualcuno si ferma, qualcuno no. Certamente non puoi far andare avanti il campionato e poi fermi i cittadini, chiaramente, quindi deve esserci logica, deve esserci, come si dice, coerenza in questa scelta e andare avanti, perché poi non possiamo ritrovarci come vi ho detto io, che il Napoli chiede il rinvio perché è uscita ieri la notizia. Io non ho fatto video ieri, voi non avete lasciato i like, capita capita pure questo, qualcuno non lascia i like, si vede il video, siamo arrivati oltre a 6.000 visualizzazioni dell'ultimo video, e dove stanno i 6.000 like? Non ci sono. Lasciate il like, escono più video. Il caffè della Peppina non si beve alla mattina né col latte né col tè, ma perché? È perché non hai la tazza Messico 86 di Calcio Napoli 1926. Se la compri fai felice anche Peppina. Sì, quindi è vero come è vero che la situazione è questa qui. Ieri uscì la notizia, il Napoli chiede ed altre squadre, però c'è il Napoli, quindi è passata quella cosa che vi dicevo io della narrativa, che è il Napoli che chiama l'Asli. Chiamate l'Asli, pagliacci, attenzione, Chiellini, Bonucci, che capace pure che conviene più a loro. Perché? Perché c'è anche la possibilità di un recupero in extremis anche di Elmas e Lozano, che aspettano tamponi negativi nei loro paesi, uno in Macedonia e uno in Messico, prima di poter ritornare in Italia, perché altrimenti non si possono muovere. Allora ci troviamo di fronte a una cosa di giocatori che però purtroppo non si sono potuti allenare perché il protocollo prevede l'isolamento e che non possono viaggiare, però magari tu li recuperi, li puoi anche convocare se si negativizzano. Così non va bene, così ci troviamo di fronte a comunque a un andamento del campionato falsato per qualche squadra e qualcuna di meno, ma è questione di fortuna, di sfortuna, di organizzazione, anche di migliore gestione. Niente di meno, interista e ferrarista, perché poi escono 2 palloni, non si è capito, va benissimo, benvenuto amico mio, che ti devo dire, fa piacere anche gli amici bellini di altre squadre che ci ascoltano e ci vogliono seguire. Sono più gli amici di altre squadre si iscrivono, alcuni del Napoli preferiscono non iscriversi, ma va benissimo. Di conseguenza a margine ci sta, aleggia questa cosa di Insigne. Continuano a volare cifre, gli 11, 12, 14, 8, 7,5, in realtà sono 5,5. Fatemi capire perché non possono uscire notizie tutte diverse con una distanza di 5-6 milioni di euro. 5-6 milioni di euro è un contratto in sé stesso, cioè non ci può essere questa disparità. Aspettiamo notizie un po' più precise per commentare la notizia di Insigne al Toronto. E vorrei anche sapere se questa cosa si fa a gennaio, perché tu che fai? Firmi a gennaio così il Toronto non paga nulla al Napoli e quindi lo aspettano che si liberi per giugno, però poi loro il campionato lo cominciano a marzo, hanno la finestra più lunga. C'ho sempre questa paura tremenda del nuovo caso Hamsik, però se ci ritroviamo di fronte a una situazione senza sindacare, fa bene non fa bene, Insigne doveva accettare 0 lire dal Napoli o in Napoli doveva offrire, pareggiare l'offerta del Toronto, non sindaco questa cosa qua, però noi dobbiamo fare il bene della nostra squadra. Insigne che resta da separato in casa ci fa bene, Insigne che gioca io dissi una cosa agli amici bellini del gruppo Telegram, lo dissi qualche giorno fa, se Insigne, la situazione è questa, se Insigne segna da centrocampo lo 0-1 che ci porta a vincere a Torino contro la Juventus, è una tragedia.
Rendetevi conto, immaginatevi questa cosa qua, il segreto, voi visualizzate Insigne che segna un euro gol e vinciamo con la Juve grazie al gol di Insigne. È una tragedia assoluta, perché tutti i tifosi si riverseranno contro la società e dicono allora come facciamo senza Insigne? Insigne è un mostro, Insigne dovevi dargli 6 milioni, solo questo gol vale. Viceversa, se Insigne magari fa una partita così e così, sbaglia un gol facile, oppure un tiro a giro che finisce in curva, oppure non tira, incespica nel pallone, vedi che Insigne sta pensando alla casa che si deve prendere a New York, la moglie, i figli, eccetera, eccetera. Io poi dico a Lorenzo, contattami. Cioè, me la vedo io qua, perché ti serve una casa a New York, non puoi vivere solo a Toronto. Con tutto il poi fa freddo, qua a New York pure fa freddo. Però almeno d'estate poi è meglio. Insomma, è una situazione grave, è una situazione che non fa stare sereni i tifosi, che non fa stare sicuramente sereno il ragazzo, o magari sta serenissimo, magari sta tutto contento, si toglie una soddisfazione di un contratto più importante, si libera di questa cosa del Napoli, magari si libera della fascia, potrebbe essere un'idea, la butto lì così. Insigne firma, resta con il Napoli, dai la fascia a Koulibaly, perché io questa cosa purtroppo la devo dire. Quando finisce il 2021 Insigne posta una fotografia con la maglietta dell'Italia e parla solamente delle cose che sono successe belle con l'Italia. Del Napoli non c'è neanche un accenno. Inizia il 2022, Koulibaly posta una foto con la maglietta del Napoli, nuove avventure, eccetera, eccetera. Fa male perché ti dà l'impressione proprio che Insigne abbia rotto con Napoli città, con i tifosi. C'è sempre stata questa spaccatura e non c'è dubbio, però tu non è che puoi postare le foto solo quando ti piace a te, solo quando sono cose positive per te, devi esserci sempre. I napoletani questo chiedono a un capitano, quindi non c'è problema. Io sono contento per lui, per l'uomo, se riesce a togliersi una soddisfazione economica e anche morale, nel senso, guarda che contratto mi fanno, vuol dire che ho un valore in Canada, va benissimo in America e non c'è problema, toglitela questa soddisfazione, magari togliti anche la fascia di capitano, continua a giocare per il Napoli, impegnati al massimo ed ogni cosa positiva che farai dalla firma fino a fine contratto così per il Napoli sarà una grandissima cosa che noi saluteremo con grande rispetto e grande affetto, perché vedi come si sta impegnando, come ci sta dando una mano per raggiungere il nostro obiettivo Champions. Lorenzo è tifoso del Napoli, su questo non ci abbiamo dubbi, benissimo, e apprezzeremo tutto quello che farà, come si è apprezzato il lavoro di Çalhanoğlu l'anno scorso, di Donnarumma, come si deve apprezzare il lavoro di Kessie che sta facendo con il Milan, che comunque va a scadenza, il contratto di Dybala è sempre appeso e tantissimi altri giocatori. Mbappé al Paris Saint-Germain mica vuole rinnovare, vuole andare al Real Madrid e sa che se non rinnova il Real Madrid può risparmiare sull'ingaggio e dare più soldi a lui. Vedete, è in tutto il mondo questo andazzo di non firmare i contratti per poter poi sfruttare e avere soldi per il procuratore, eccetera, eccetera. Così sta andando il calcio, è triste, è particolare, è nuovo, è diverso, ma dobbiamo farci i conti. I tifosi secondo me si stanno abituando a non avere più bandiere. Insigne avrebbe potuto scrivere una pagina di calcio insomma più romantica sicuramente, però serve anche la volontà del Napoli. Se il Napoli dà troppo poco, Insigne può anche dire ma tu non mi puoi mortificare così. Quindi io mi trovo veramente nel mezzo e sono molto sereno, non me la sento né di dire male la società né male Insigne, onestamente. Spero semplicemente che tutto questo non porti degli strascichi che levano punti, ecco. Però questo lo potremo sapere solamente a fine campionato, quando ci sarà Spezia-Napoli di ultima partita di fine di campionato. Solo lì sapremo se questa storia ci ha tolto delle cose o meno, perché è inutile dire i punti persi durante le partite, il campionato è lungo, il campionato è quasi finito, lo potremo sapere solamente alla fine, se questa storia ci ha tolto dei punti, ci ha tolto serenità, se Spalletti si è trovato in difficoltà, se Spalletti gestirà questa cosa in maniera diversa, se Insigne andrà ai margini, non lo potremo mai sapere finché non finirà il campionato. Non c'è problema, noi siamo già in vigilia, ma è inutile fare previsioni di formazione, perché dobbiamo aspettare queste nuove
questi nuovi sviluppi degli ultimi tamponi, almeno possiamo stabilire una panchina. Poi ovviamente non sappiamo se Insigne è in forma per partire, in forma proprio fisica per partire da titolare come Fabian. Poi Insigne avrà anche una questione psicologica da valutare, addirittura deve incontrarsi nel periodo della partita, deve incontrarsi con Pisacca. È grave, è abbastanza grave, però speriamo non doverlo pagare con i punti in campo. Situazione Elmas, situazione così, e il nuovo acquisto che se ritarda non potrà essere convocato, e quindi a quel punto la ciambella arriva, ma arriva senza buco da New York. Valerio Fluido è tutto, voi mi fate sapere di cosa si tratta, se escono altre notizie le commentiamo insieme nei commenti, e a domani per magari sperare di poter parlare di nuovi tamponi negativi in modo tale da assemblare 16-17 giocatori, perché sennò già io non posso, devo lavorare, sto a New York, non si può fare. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe.